Allora, grazie Daniele, un caro saluto a tutti quelli che sono presenti qui e a tutti quelli che ci stanno seguendo online. La mia introduzione sarà molto breve perché mi sono reso conto che ultimamente, negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi, uso spesso uno slogan che è meno Word più Excel, meno parole più dati. E credo che questo slogan sia molto adatto per introdurre quello di cui parleremo oggi, perché i dati che verranno illustrati, relativi alle due tematiche che Daniele Damele ha già presentato prima, i dati sono le cose che servono. Siamo costantemente chiamati a rilevare dati per poterli utilizzare, per poter sviluppare poi tutte le varie politiche, le varie azioni che necessariamente la regione deve sviluppare. Dati di qualsiasi tipo. Ci servono per capire cosa sta succedendo, ci servono soprattutto per capire dove stiamo andando e ovviamente per capire come possiamo intervenire per cercare eventualmente, se è il caso, di modificare quei dati. Quindi il tema dei dati è un tema assolutamente rilevante che ormai attraversa tutto e che ci obbliga a rilevarli in maniera corretta, a interpretarli, a studiarli in maniera corretta e poi a interpretarli in funzione delle politiche che vogliamo sviluppare. Poi rimane comunque il racconto, cioè rimane comunque il Word. Noi vedremo un ragionamento sullo sviluppo del settore vitivinicolo in questi ultimi anni e i nostri viticoltori ci hanno insegnato a quanto è importante raccontare il territorio, raccontare i dati, raccontare le storie, legarle a tutto quello che ci serve per sviluppare le varie politiche che ci interessano. Però l'aspetto fondamentale è il dato in maniera molto secca, molto oggettiva, e quindi poi la capacità, e qui lancio così un appello anche all'assessore, che so che però con lui sfonda una porta aperta, avere delle persone nell'ambito dell'amministrazione che sanno leggere, elaborare e gestire i dati è secondo me una priorità. È quello che ci serve per poter interpretare sempre meglio quelli che sono i fabbisogni del territorio e per poter rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze che quel territorio esprime.